È un libro che fa luce su un passato terribile, quello che ha appunto vissuto l'Ucraina nei periodi bui della propria storia, che però non sono consistiti in un unico periodo, ma è una terra che è stata martoriata effettivamente, e anche oggi insomma ne vediamo gli strascichi. E questa è una storia di una ragazza che ha vissuto 27 mesi in una botola. Ancora non ci si rende conto di come questo sia stato possibile al buio e sotto, diciamo, un divano che conteneva questa botola, e non è stata appunto trovata, mentre tutti gli altri che sono stati, diciamo, portati nei campi o in altri posti sono stati uccisi. Si calcola proprio migliaia e migliaia decine di migliaia di morti ebrei in quelle terre. Quindi è una storia inedita che ci viene raccontata da Edda Fogarollo con grande passione e impegno per la ricerca della verità. Nel ricordare la persecuzione degli ebrei, si tenta sempre di andare oltre la giornata della memoria, ma di riproporre più occasioni, proprio perché il ricordo rimanga vivo e l'insegnamento sia sempre presente, un insegnamento di rispetto nei confronti delle persone. E allora in questa logica di insegnamento, di ricordo continua, si è voluto organizzare oggi la presentazione di questo libro che narra la vicenda di una ragazza ebrea ucraina che è riuscita a sopravvivere alla persecuzione, e questa è la testimonianza che l'Ucraina è una terra che ha subito nei decenni, nei secoli, dei grandi avvenimenti di violenza, e anche questa volta c'è la dimostrazione quindi di persone che riescono comunque a sopravvivere e a far prevalere comunque la voglia di vivere di fronte a tanta aggressività e tanta violenza. Allora la testimonianza odierna raccolta dalla professoressa Fogarollo ci dimostra come alla fine il bene riesca sempre a vincere. Lucy Calica è riuscita a resistere 27 mesi, prima di tutto spinta dalla forza che sarebbe uscita. Anche se contava ogni giorno, in lei rinnovava la speranza, e in più l'ha aiutata molto la fede. Era una ragazza che aveva fede, credeva nella Torah, la Torah e il Pentateuco sono i 5 libri, credeva nella Bibbia, e quando era nei momenti più difficili si ricordava le promesse nella Torah che Dio aveva dato, che sarebbero usciti dalle difficoltà. Quindi tra la gioia, la ricerca di vivere, tra la speranza che è molto insito nel popolo ebraico e la fede nella Bibbia, nella Torah, l'ha aiutata a sopravvivere in questo tempo tremendo. Oltretutto incoraggiava gli altri quando poteva. Prima di andare sottoterra per 27 mesi, invece di salvarsi, è andata in cerca di cibo per aiutare i bambini che erano nel campo dove era stata portata nella prigione. Quindi un cuore di aiuto verso gli altri e una fede in Dio. Cosa è successo a Odessa ad un certo punto? È successo un disastro, c'è stato emesso un decreto di uccisione di tutti gli ebrei, di tutti i comunisti, perché con l'arrivo dell'esercito tedesco e rumeno è stato fatto saltare una sede, era un antico palazzo dove Stalin aveva i suoi uffici, è stato fatto saltare, molti dicono anche per ordine di Stalin, molti dicono, e quindi la vendetta di uccidere per ogni cittadino 100 ebrei o 100 comunisti, quindi una volontà precisa, tanto che nemmeno più i pali della luce che erano stati usati per impiccare gli ebrei in questi pali avevano spazio per l'impiccagione.